Buongiorno, tanta cronaca anche oggi a Focus TG e avremo anche ospite nella seconda parte il professor Mario Bertolissi, costituzionalista. Parleremo di autonomia, ma partiamo da un fattaccio accaduto a Venezia, dove aumenta la violenza e aumenta il degrado. Sadiq Simonetti, 28enne, preso a pugni da un ladro dopo aver sventato un borseggio. Il picchiatore perde il cellulare che rivela dettagli importanti. Mi ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi, poi i pugni in faccia. Dovremo avere poi più tardi in collegamento in diretta da Venezia Filippo Fois con l'aggredito. Intanto vediamo i dettagli nel nostro servizio. L'aggressione borseggiatori. Grazie. Oggi stavo venendo a lavoro e come potete notare non sto bene perché ho sventato un borseggio e mi hanno aggredito i borseggiatori. Ore 11, una banda di borseggiatori composta da 3 donne e un uomo stava cercando di derubare dei turisti in Calle dei Fabbri, a 2 passi da Piazza San Marco. Saad, barista di 28 anni, ha avvisato una vittima che stava per subire un furto. È riuscito a sventare il loro piano, ma è stato picchiato con calci e pugni dall'uomo della banda. È stato seguito, gli hanno spruzzato lo spray peperoncino negli occhi e alla fine l'hanno riempito di pugni. Ora si trova in pronto soccorso per tutti gli accertamenti. Il 28enne ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Adesso ho parlato già con i carabinieri, aspetto che arrivi la lancia e mi faccio un referto per poter fare la denuncia. Chiunque tenti di impedire i furti nelle calli veneziane viene aggredito con violenza dai borseggiatori, con urla e sputi, senza lesinare la violenza. La situazione è divenuta insostenibile, denuncia il Comitato Cittadini Non Distratti rappresentato da Monica Poli. Continuano ad essere sempre più aggressivi nei confronti nostri, nei confronti di cittadini che avvisano quando vedono e nei confronti anche dei turisti che si accorgono. Di episodi così ce ne sono decine e decine. Siamo stufi, la gente è stufa. La banda che ha colpito in Calle dei Fabbri è composta dagli stessi malfattori visti un mese fa a San Tomà. Avevano aggredito un veneziano per aver impedito un loro furto. I cittadini esausti chiedono che i responsabili vengano arrestati e puniti con pene certe. Ci deve essere un cambio di legge. Ci deve essere qualcuno anche che indaghi su queste organizzazioni criminali. Non è possibile che questi siano liberi di fare tutto quello che vogliono. E Monica Poli coraggiosamente in lotta contro i pickpocket. Andiamo a Vicenza, dove un altro episodio legato alla violenza e alla follia, un uomo che ha incendiato l'impalcatura di un cantiere e poi ha lanciato sassi contro i passanti e contro le vetrine. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Scatenato, furioso, è il video shock girato poche ore fa, la sera scorsa, in Viale Trissino, a pochi metri dallo Stadio Menti di Vicenza. Uno straniero senza tetto rompe un vaso sul marciapiedi e, raccolti i cocci, li tira dall'altra parte della strada, colpendo una vetrina. Sono momenti di alta tensione, iniziati qualche ora prima, quando il senza tetto, abituato ad andare a dormire in un cantiere lì vicino, inavvertitamente, per scaldarsi con il fuoco, ha incendiato il telo di un'impalcatura. Arrivano i pompieri e spengono le fiamme. Sul posto accorrono anche i lavoratori del cantiere. Il senzatetto vuole tornare nel suo giaciglio di fortuna, ma quella è un'area privata e gli sarebbe stato impedito. E non volevano che rientrasse dentro al loro cantiere e le ha cominciato a prendere a sassi, ha uscito con un coltello. Ha tirato fuori anche un coltello. Ecco, vediamo tra l'altro il video con le immagini che documentano quello che è accaduto in quegli attimi di tensione qui in Viale Trissino, e poi le pietre lanciate contro la sua vetrina. Vedete, guardate, qui c'è il danno che è stato procurato a questo vetro. Sì, le ha sfondato questa vetrina. Ha cominciato a tirare sassi, poi passata la pattuglia hanno chiamato un'altra volante della polizia e se lo sono portato in commissariato. Ecco. E io sono venuto qua. Stamattina che cosa è successo poi? Quando sono tornati gli operai nel cantiere?
che stamattina alle 7:15 gli operai sono venuti a fare colazione al mio bar, poi sono andati in cantiere per iniziare i lavori e l'hanno trovato che ridormiva di nuovo dentro il cantiere. Il senzatetto è un personaggio conosciuto nel quartiere, puntualmente violerebbe la rete di recinzione del cantiere per trovare riparo. In realtà le strutture per ospitare chi non ha casa ci sono, le mettono a disposizione il comune e le associazioni di carità, ma ci sono delle regole da seguire. Alcuni senzatetto preferiscono invece dormire all'addiaccio e in certi casi producono quel degrado che poi i cittadini percepiscono e denunciano. Abbiamo una paura a chiudere la sera, in effetti non chiudo mai io da solo. Capisco la difficoltà anche dell'amministrazione nel gestire i senzatetto, i tossici e tutto ciò che sta girando per Vicenza, però se il caso è singolo come in questo frangente sarebbe giusto che l'amministrazione si prendesse in carico il caso di questo individuo, perché è chiaro che questa persona abbia dei gravi problemi. Andiamo a Padova in diretta da Federico Fusetti perché all'Arcella un moldavo ha accoltellato un tunisino. A te Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, siamo all'Arcella, quartiere a nord di Padova, purtroppo insomma tristemente famoso perché gli episodi di violenza si ripetono. Come hai un po' anticipato, ieri sera tarda serata, anzi tardo pomeriggio, qui alle mie spalle c'è la fermata del tram, una discussione tra un gruppo di persone, pare per una sigaretta negata spunta un coltello, un uomo viene ferito, i connazionali del ferito rincorrono l'aggressore, qui a 200 metri viene trovata un'altra persona quindi ferita a terra e c'è un fermo che è stato effettuato dalla polizia nei confronti del moldavo che ha aggredito questo cittadino tunisino che è stato ricoverato in ospedale, poi c'è stata la convalida del fermo da parte del giudice e diciamo il provvedimento che però insomma non accontenta ovviamente residenti e cittadini, vero? Io sono in compagnia di Rosella, una residente, e di Eleonora Mosco che fa parte del Consiglio Comunale sui banchi dell'opposizione. Voi insomma da un pezzo denunciate una situazione che per quanto riguarda la sicurezza a Padova è delicata e difficile. Sì, non solo è delicata, è totalmente fuori controllo perché assistiamo ad un'escalation continua di fatti di criminalità e di violenza che non si erano registrati da ormai tanti anni. Purtroppo questa serie di escalation di fatti, risse, spaccio e delinquenza si sta verificando in tutte le ore del giorno e in tutte le zone del quartiere Arcella, che è molto vasto. A subirne le conseguenze sono i cittadini normali, comuni, per bene, che meriterebbero di vivere serenamente un quartiere che era tra i più belli della città di Padova e che invece vivono nella costante paura di essere derubati, scippati o aggrediti. Rosella, più esasperati, più preoccupati, più insomma anche impauriti? No, siamo esasperati perché è una situazione che è fuori controllo e quindi per carità grazie alla Polizia di Stato, però il sindaco dov'è? Cioè non si può uscire la sera, se esci alle 7 per andare a fare la spesa hai paura perché sei circondata da extracomunitari, tunisini, marocchini e nigeriani e quindi che ti infastidiscono anche perché è continuamente che infastidiscono la gente. E quindi il sindaco dovrebbe tutelare i cittadini visto che insomma tranquillità c'era, esatto, come ha detto Eleonora Mosco, eravamo tranquilli, io sono nata qua all'Arcella e era un quartiere meraviglioso, tranquillo e quindi adesso è diventata una cosa impossibile da vivere. State partendo con una raccolta firme tra l'altro. Sì, noi cerchiamo di fare quello che l'amministrazione non fa, mantenere saldo il contatto con il territorio, con i cittadini, con i quartieri e soprattutto dare delle proposte che siano operative e risolutive. Quali sono? Intanto ribadiamo il concetto che dotare gli agenti della polizia locale dei taser significa fornire un sistema
sistema di polizia adeguato ed efficiente che possono andare a contrastare i fenomeni di criminalità che ci sono. E secondo, dare delle sedi della polizia locale ben organizzate nei quartieri, perché il presidio del territorio è il punto di partenza per dare una funzione di deterrenza e di sicurezza e tranquillità ai cittadini. Di sicuro la sede che è stata aperta all'Arcella è stata una grande presa in giro, perché aprirla per 2 ore a settimana i pomeriggi non è assolutamente sufficiente, quindi per quello che parlo di presidi ben strutturati e ben organizzati. Per questo partiremo, proprio in virtù del rapporto che abbiamo con i cittadini, a fare una petizione nei quartieri, perché nei quartieri continuano ad esserci questi episodi. Guizza, Sacra Famiglia, Arcella, solo per citare alcuni esempi. Da lì partiremo e da lì andremo avanti per cercare di batterci senza sosta, perché questa situazione deve assolutamente cambiare. Grazie direttore, le nostre ospiti ti salutano, salutiamo anche naturalmente i telespettatori e ti restituiamo la linea. Grazie Federico Fusetti, a Cristian Rocchi Allende per la parte tecnica. Violenza e degrado non soltanto in Veneto, anche a Bolzano. Vediamo il titolo del Gazzettino: accusa un malore fuori dal bar, 40enne aggredisce il personale della Croce Rossa, poi cerca di sfilare la pistola ad un poliziotto. Apriamo una finestra adesso sulla festa della Madonna della Salute che è in corso a Venezia. In diretta abbiamo dato la messa celebrata dal patriarca Francesco Moraglia. Andiamo in diretta da Lorenzo Maier. A te Lorenzo. Buongiorno direttore e ai nostri telespettatori di Rete Veneta. È una festa della salute all'insegna, direi, della tradizione. Importante è stato il messaggio che il patriarca Francesco ha rivolto ovviamente nell'omelia, omelia in cui ha fatto vari passaggi importanti anche alla situazione attuale, ha richiamato all'importanza ad esempio di una società che guardi più, declini più il femminile, che guardi più alle donne, ma anche poi detto, ha parlato di temi ambientali come l'acqua che è un bene di tutti e tante cose che il patriarca ha voluto comunicare. Una festa della salute che è in corso a Venezia già da alcuni giorni. Ieri sera il ponte votivo è stato attraversato da circa 1200 giovani da tutta la diocesi e in questa occasione è stato ricordato anche un amico, possiamo dire così, delle nostre reti, Sammy Basso, che è stato appunto ricordato dal patriarca davanti ai giovani, il patriarca che ha voluto leggere un po' quello che è stato il testamento di Sammy, che poi era stato, aveva sostituito, diciamo così, l'omelia durante il suo funerale. Quindi i giovani, oggi un pellegrinaggio incessante, oltre alla messa del patriarca che abbiamo, come diceva il direttore giustamente, trasmesso. C'è una messa ogni ora qui a Venezia dalle 5:45 di questa mattina, orario in cui sono state aperte le porte della Basilica, fino a questa sera alle 22:30 e poi ancora fino a lunedì 24 novembre rimarrà allestito il ponte galleggiante. Sarà possibile per i pellegrini non solo di Venezia, della città metropolitana, ma di tutto il Veneto, anche da diverse parti del mondo, veneziani che risiedono magari in Brasile, nel Sud America, che tornano qui in città proprio per questa occasione. Fino al 24 novembre sarà possibile partecipare al pellegrinaggio. Chi entrerà in Basilica per dono di Papa Francesco potrà ricevere anche l'indulgenza plenaria, così come l'hanno potuta ricevere i nostri telespettatori che hanno assistito alla messa, magari non potendo muoversi da casa. Ma una festa della salute che vede anche gli importanti lavori conclusi alla Basilica, quindi il patrimonio artistico, storico, culturale della città. Le 4 facciate della Basilica sono state
state riqualificate completamente in modo importante, e poi ancora una festa della salute che si apre alla tradizione, la tradizione della candela, del palloncino, delle caramelle per i bambini, quindi una festa che ha un significato certamente religioso, spirituale, ma anche, come abbiamo detto più volte, un legame che si riferisce alla tradizione, alla storia, al folklore della città. È una festa che ha visto e vede la partecipazione di tantissimi giovani, tantissimi bambini che qui vengono in chiesa per accendere la loro candela, dire una preghiera e, perché no, anche mangiare la frittella classica della salute piuttosto che comprare il palloncino. Quindi una festa della salute che si rinnova all'insegna della migliore tradizione, ma che vuole anche dare, come ha detto il patriarca Francesco nell'omelia, un messaggio rivolto al futuro. Ricordiamo le ultime feste della salute che sono state contrassegnate anche da diverse situazioni drammatiche per la città. Nel 2019 l'acqua granda, che vide il patriarca parlare degli angeli dell'acqua alta, coloro che lavorarono giorno e notte per mettere in salvo la città. Poi il Covid. Ecco, questa è una festa della ripartenza di una città che vuole guardare al futuro. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte a Lorenzo Maier, che è stato l'unico giornalista a intervistare Papa Francesco quando è arrivato alla Giudecca, è uscito dal carcere femminile e lì c'erano pronti Lorenzo Maier e credo Simone Mello, che ha curato anche questo collegamento. Adesso dobbiamo andare invece a Paese, nella Marca Trevigiana, flagellata dai ladri, subito in diretta da Cristian Arboit. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via Alberto Rossato a Paese per raccontare l'ennesimo raid di furti, per raccontare l'ennesimo faccia a faccia con i ladri. Protagonista questo ragazzo di 22 anni, Davide Severin, che ha vissuto davvero attimi drammatici e concitati. Qualche sera fa, quando i ladri si sono introdotti in questa abitazione, hanno saltato la recinzione che vedete e si sono diretti verso questa finestra che porta ancora indelebili i segni dell'effrazione. I ladri sono entrati in casa, in quel momento la casa era vuota, si sono concentrati prima sul piano terra, poi sono saliti al primo piano verso le camere. In quel momento, ripeto, la casa era vuota, ma è arrivato Davide. Davide, e lì che cosa è successo? Lì praticamente c'è stato uno scambio di minacce, ecco, di minacce potremmo proprio definirle. Perché tu sei arrivato, sei entrato qui ovviamente al piano terra e hai sentito dei rumori da sopra. Dei rumori al piano di sopra, esattamente. In quel momento lì appunto c'è stato questo scambio di minacce e successivamente c'è stata una preparazione alla fuga da parte dei ladri. Io ho sentito che stavano aprendo la finestra dietro per poi saltare giù dal balconcino che dà appunto sul retro, e in quel momento lì io sono uscito di casa, ho preso il bastone della tenda che c'era lì a portata di mano e c'è stato proprio un incontro ravvicinato, perché loro sono usciti da dietro, io sono arrivato da davanti e ci hanno proprio incrociati. E vi siete incrociati in questo punto esatto. Quindi, riepilogando, Davide è entrato in casa, ha sentito i rumori al primo piano, ha cominciato giustamente a inveire in maniera anche molto coraggiosa. In quel momento però i ladri hanno capito che era arrivato qualcuno e hanno tentato la fuga attraverso appunto le grondaie che vedete. Poi in quel frangente Davide è uscito di casa, si è armato, tra virgolette, mostraci Davide, con questo bastone per le tende, e proprio in questa zona cosa è successo? Sì, diciamo che c'è stata una prima richiesta di fermarsi, insomma, ai due ragazzi che stavano scappando, i due ladri. Il primo aveva già saltato la recinzione, mentre il secondo arrivava con una camminata molto spavalda, no? Con un borsone carico di cose, probabilmente dei furti precedenti, mi verrebbe da dire.
E alla terza volta che ho fatto appunto questa richiesta di fermarsi, che non è stata accolta, non è stata insomma eseguita, possiamo metterla così, ho caricato insomma un colpo con questo bastone che però non è andato a segno, perché il complice, ecco, possiamo definirlo così, che era già fuori, mi ha puntato una torcia in faccia e ti ha un po' stordito. Sì, diciamo che la mia reazione è stata quella del cerbiatto davanti ai fari della macchina, no, mi sono paralizzato, ecco. E in quel momento lì mi è partito un pensiero, perché al piano di sopra nel bagno io ho un coltellino che usavo per togliere i capelli dal pettine quando avevo insomma il codino, che era un modo più veloce, e il pensiero è stato che se loro si erano intascati questo coltello, ecco, non sarebbe stato proprio simpatico trovarselo impiantato da qualche parte. Quindi tu hai fatto questo pensiero, da un lato la torcia che ti ha paralizzato, stordito, dall'altro il fatto che magari questi due soggetti avessero potuto appunto rubare questo. Seguirmi anche, mettiamola così. E nel momento in cui io ho insomma ripreso un attimo la coscienza, possiamo chiamarla così. Diciamo che in quel momento hai temuto anche sì, per la tua vita. Esattamente. Nel momento in cui il complice non mi ha più, cioè mi ha tolto la torcia dagli occhi, i due ragazzi stavano scappando in fondo alla stradina, c'era una macchina ferma che presumo fosse stato un terzo loro collega, che poi è partito nel momento in cui i ragazzi sono passati davanti a lui, è partito facendo proprio una specie di sfilata lungo tutta la stradina. E quindi c'era probabilmente un piantone, sono saliti in questa macchina, poi ti ha raggiunto il vicino di casa e il vicino di casa ha chiamato i carabinieri. Sì, esattamente, io avevo il telefono scarico, ho dovuto chiedere al vicino di casa di chiamare i carabinieri e sono arrivati poi insomma le forze dell'ordine, c'è stato un sopralluogo loro guardando la finestra, guardando le camere, il bagno, il piano di sopra. Intanto questi si sono dileguati ovviamente. Sono andati via, ecco. E senti Davide, alla fine ti hanno portato via 200 euro in contanti che erano che cosa? Erano il regalo del mio compleanno da parte dei miei parenti, sì. Erano nascosti sotto l'astuccio nella scrivania qui in soggiorno, ma si vede che frugando velocemente li hanno trovati, perché appunto era un nascondiglio un po' così, ecco. Ecco, tu Davide tra l'altro sei anche un rugbista, hai avuto coraggio, prontezza di riflessi, però hai temuto per la tua vita a un certo punto. Sì, diciamo che il pensiero che vai a mettere in primo piano è sicuramente la tua vita. Diciamo che la rabbia rimane, perché purtroppo non sei neanche più padrone di casa tua, perché queste persone si permettono di entrare a casa tua come se niente fosse e non puoi farci niente, ecco. Ecco, questo direttore è lo stato d'animo che stiamo riscontrando in tante persone, in tante vittime, in queste settimane di furti continui, perché questa è la realtà delle cose. Pochi giorni fa eravamo a Fontanella, Gorgo al Monticano, insomma tutta la Marca è interessata, una provincia che da questo punto di vista è senza pace, così come buona parte del Veneto. Cristian, puoi chiedere alla vittima di questo episodio se da qualcosa che i ladri possono aver detto, dall'aspetto, può aver capito se si trattava di persone straniere o locali? Allora Davide, ne abbiamo parlato questa mattina e il direttore Bacciali ti chiede: hai intuito la nazionalità, la provenienza, lo hai capito? Allora, sicuramente balcanica, nel senso la parlata era di lì, ho amici albanesi, amici rumeni, ed era una parlata molto simile a una delle due. Con precisione non so dire di che nazionalità siano. Non hai riconosciuto ovviamente l'accento, ma insomma questa è l'idea che ti sei fatta. Esattamente, sì. Direttore, insomma molto dettagliato, molto chiaro Davide, che ringrazio davvero per la disponibilità e questa. Poi alla fine questo bastone ha fatto cosa è successo? Insomma, per la rabbia, quando i ragazzi stavano fuggendo, ovviamente
anche lì ci sono state un po' di maledizioni, ecco, possiamo metterla così, e per la rabbia insomma l'ho battuto sulla muretta, insomma storgendolo leggermente, ho cercato di metterlo di nuovo dritto, però sì, non è proprio venuto. Un po' la rabbia, un po' lo shock, tutto molto comprensibile. Esattamente, sì. Davide, grazie infinite. Direttore, ecco, l'ennesima storia, davvero non ci sono parole. Con Nicoletta Rizzetto da via Berto Rossato, paese, ti restituisco la linea. Grazie molto a Cristian Arboet e a Nicoletta Rizzetto. Si rimane sgomenti rispetto alla facilità con cui questi predoni dell'Est o persone senza tetto, senza possibilità di lavorare o di trovare un'abitazione, poi penetrano nelle abitazioni altrui ovviamente per sbarcare il lunario, potremmo dire così. Allora vediamo ancora i furti anche nella fascia pedemontana, vediamo il servizio di Mirko Cavallin. La conta sembra essere senza fine. Decine e decine di colpi, furti o tentati furti in casa, assalti ai bancomat, rapine in banche, negozi e supermercati. Il territorio martoriato è quello del Bassanese, che in queste settimane è stato preso di mira senza soluzione di continuità da malviventi che riescono sempre a fuggire. Spesso agiscono in gruppo, talvolta si tratta di ladri solitari. Cassola, Mussolente, Tezze sul Brenta, Nove, Rossano Veneto sommano ormai decine di casi in una geografia della cronaca che continua a spaventare. Sono una ventina i colpi solo a Colceresa, da dove arriva la documentazione di un'intrusione praticamente in diretta. Quando i malviventi arrivano è la telecamera posizionata nel giardino che li riprende, mentre il proprietario vede dall'interno quello che succede. Sono in 4, tutti incappucciati e col volto coperto, controllano i dintorni, le finestre, cercano di capire se all'interno possa esserci qualcuno. Non sono ancora le 19:30, ora di cena per molti, e in quel momento in casa ci sono 4 persone. Della presenza di qualcuno all'interno i ladri se ne sono evidentemente accorti, controllano anche la veranda e poi tornano sui loro passi. L'ultimo atto, forse per prepararsi di nuovo il terreno, è mettere mano alla telecamera e modificare l'inquadratura. In questo caso la videosorveglianza, le luci accese e il fatto che l'abitazione non fosse vuota hanno evitato il peggio, ma i timori rimangono diffusi tra i cittadini e tra i sindaci. Le raccomandazioni sono sempre di avvisare il 112 in caso di rumori sospetti o situazioni anomale, ma le forze dell'ordine non sembrano ad oggi sufficienti per contrastare il fenomeno. Anche nei comuni dove ancora non si sono verificati episodi criminosi, l'attenzione rimane alta. Qualche segnalazione comincia ad arrivare e l'inverno non è ancora iniziato. E a Schiavon il sindaco dell'AI redige un vademecum proprio per difendersi dai furti. Sentiamo Vanessa Banzato. Raffica di furti tra tentati e messi a segno, non si placano gli assalti alle abitazioni di tutta la pedemontana, da Bassano a Romano, da Rosà a Tezze a Rossano, arrivando a Pianezze, Colceresa, Schiavon, dove pare si siano concentrati particolarmente i malviventi. Una situazione che sta preoccupando moltissimo sia i residenti che chi amministra i vari comuni. Forze dell'ordine in piena attività per arginare il fenomeno. Al proposito, i carabinieri di Bassano hanno intercettato un'auto a Castello di Godego che alla vista dei militari si è fermata in mezzo ai campi. I 4 occupanti sono scappati facendo perdere le proprie tracce, ma dentro l'Alfa Romeo fermata hanno trovato arnesi da scasso, guanti, un flessibile e delle torce elettriche. Intanto a Schiavone il sindaco Simone Dell'Ai ha deciso di inviare attraverso i social un vademecum ai suoi cittadini per limitare i colpi, perché davvero non se ne può più. Figuratevi che la scorsa settimana, poco prima del Consiglio Comunale, che era previsto per le 18:30, un consigliere mi ha mandato un messaggio qualche minuto prima dicendomi: non mi posso presentare al Consiglio perché ho avuto i ladri in casa, sto aspettando i carabinieri. Ed erano le 18 di pomeriggio. Visto che tutti i furti si sono verificati nella fascia oraria tra le 17 e le 22 di sera, ho pensato di divulgare un breve messaggio WhatsApp con alcune indicazioni, in accordo comunque anche con il comando di carabinieri di Nove, nel nostro caso, che però possono essere determinanti per evitare la visita inaspettata. Certo è, dichiara con amarezza il sindaco dell'AI, il problema è che queste persone quando entrano in casa non rubano soltanto soldi o oggetti, ma distruggono sogni, ricordi e la serenità delle famiglie. Questo è peggio del furto in sé.
Andiamo a Padova a causa di topi, aule fredde, finestre che cadono, agitazione degli studenti del Meucci Fanoli di Cittadella. Vediamo prima il fatto e poi vediamo anche la protesta. Pannelli che cadono dalle tettoie, topi morti eppure vivi nei bagni. È una lunga lista quella preparata dagli studenti dell'Istituto Superiore Antonio Meucci e del Liceo Artistico Michele Fanoli di Cittadella, che hanno messo nero su bianco i vari episodi di degrado che riguardano il plesso scolastico e hanno indetto per domani uno sciopero per chiedere una scuola più sicura. Problemi che si sono accumulati nel tempo e che non sono mai stati risolti. I bagni sono spesso inagibili, lo scarico non funziona, manca la carta igienica e il sapone. Alcune classi sono al freddo. Al Meucci alcune aule addirittura non hanno la luce, le finestre sono inagibili. A questo si aggiungono tapparelle rotte e infiltrazioni d'acqua. Una situazione insostenibile per gli studenti che hanno portato la questione in consiglio di istituto e poi hanno deciso di scioperare. La competenza dell'edificio scolastico superiore della provincia, che ha già stanziato dei fondi per dei lavori di adeguamento sismico. E oggi gli studenti hanno scioperato davanti alla scuola. Per noi c'erano Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Sentiamo. Aumentano i crolli, dimezzano i fondi, la scuola del merito è la scuola del lavoro. Vogliamo una scuola pubblica, sicura e solidale. Con Federico Cibotto siamo davanti all'Istituto Meucci Fanoli, 300 gli studenti che hanno deciso di scioperare oggi, ma sono 1500 quelli che frequentano i due istituti, un liceo artistico, il Fanoli, un istituto tecnico, il Meucci. Ringrazio le due rappresentanti di istituto che da giorni stanno lottando per la situazione di questo istituto, di questa scuola che adesso vi racconteremo. Ve le presento: Nicole Berno, rappresentante del Consiglio di Istituto, e Agnese Sgarbossa. Allora partiamo da Nicole. Nicole, tu frequenti il Meucci. Qual è la situazione delle vostre aule e della vostra scuola? Abbiamo una situazione abbastanza disastrata, diciamo, e piove dentro e abbiamo anche topi che girano nelle aule, nei bagni specialmente. I bagni sono inagibili per la maggior parte, quindi mancano tavolette ad esempio, gli scarichi sono rotti e abbiamo altre situazioni eccetera. E uguale per il Fanoli, comunque è un disagio generale che ci troviamo a subire da mesi ormai. Ecco, una situazione, dice Nicole, che va avanti da mesi. Agnese, penso che in più occasioni voi abbiate raccontato al dirigente scolastico le difficoltà che stiamo vivendo, le condividete credo con i docenti anche. Certo, noi ne parliamo sia con i docenti sia col preside. Purtroppo anche loro sono in difficoltà perché non è una scelta che dipende esclusivamente da loro, quindi non riescono a muoversi nella totale libertà. In più, per dei lavori che hanno mandato ancora dall'anno scorso per rendere il plesso antisismico, adesso siamo in estrema difficoltà con i laboratori sia al Fanoli sia al Meucci, ed è problematico perché i ragazzi al quarto anno devono fare stage e non possono fare pratica durante l'anno. Ecco, che laboratori utilizzate di solito? Allora, noi abbiamo al Fanoli il laboratorio di presa cinematografica, dove attualmente si sta un po' smuovendo, ma ci sono i lavori in corso, quindi fino a novembre non era possibile utilizzarli. C'è il laboratorio di CAD d'architettura, che sono costretti a venire al Meucci alcuni studenti perché non ci sono abbastanza spazi, non ci sono abbastanza computer. Poi c'è il laboratorio di figurativo e di plastiche e il laboratorio di grafica, che siamo lì con le condizioni, però loro usano i computer e materiali che sono ancora agibili. Ci sono finestre che cadono al Fanoli perché non sono messe in sicurezza, luci che negli ultimi anni sono proprio cadute, e grazie a Dio non si è mai fatto male a nessuno, però il rischio c'è. Ecco, diceva qual è la situazione al Meucci e come pensate di andare avanti? Sì, più che altro noi anche al Meucci abbiamo la palestra che è inagibile completamente perché dovevano fare delle migliorie sismiche, esatto. Purtroppo i lavori si sono bloccati, non per colpa del preside, del dirigente scolastico, ma proprio per la provincia che ha proprio bloccato i lavori completamente, perché non abbiamo capito in realtà il perché di questa cosa qui. E abbiamo laboratori anche inagibili, anche noi per metà inagibili o comunque con cose che mancano alla fine, quindi non riusciamo a svolgere al meglio
tutte le nostre cose, insomma. Quindi la scuola, che è formazione, non vi mette nelle condizioni per poter continuare, insomma, per poter studiare, Noi rappresentanti siamo in difficoltà perché abbiamo tanti dubbi e poche risposte, perché ci dicessero qualcosa invece ci lasciano veramente così appesi senza dirci cosa succede, cosa succederà, cosa si può fare. Grazie a Chiara Gaiani e grazie a Mattia Pizzai e a Francesca Pezza oggi in regia. Vediamo la cronaca giudiziaria. Ricordate la ragazza Eleonora che era stata travolta in bicicletta mentre andava a scuola a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Si è presentata davanti al magistrato ieri la dottoressa accusata di non essere intervenuta in suo soccorso. Vediamo. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al magistrato la dottoressa indagata dopo la morte di Eleonora Chinello, la studentessa 14enne travolta da un'auto a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre andava a scuola. Ha scelto dunque di rimanere in silenzio senza raccontare al PM la sua versione dei fatti, ma senza conoscere ancora i contenuti delle relazioni tecniche. La mattina del 28 ottobre l'incidente e poi l'esposto di 2 infermiere dell'ULSS 6 della Croce Verde, nel quale si riportava che il medico, arrivato sul posto con il SUEM, avrebbe detto alle 2 soccorritrici di intervenire, mentre la dottoressa si sarebbe tenuta lontano dalla scena dell'incidente e così è stata iscritta nel registro degli indagati per rifiuto di atti d'ufficio e interruzione di servizio di pubblica necessità. Un quadro che per la dottoressa, 62enne, potrebbe anche peggiorare quando sarà noto l'esito dell'autopsia sulla vittima. A cercare di fare chiarezza sull'accaduto ci sono anche le relazioni commissionate dal Tribunale a 2 esperti per capire come mai le 2 infermiere siano intervenute da sole, nonostante sul posto ci fosse il medico che lavora per una società che fornisce servizi a strutture sanitarie in Italia, compreso il SUEM 118. Ha fatto tutto quello che poteva, la ragazza poteva essere salvata o le sue condizioni erano già troppo gravi? La risposta arriverà nelle prossime settimane. Confermati in appello 21 anni di reclusione per l'assassino di Giulia Rigon. Femminicidio di Giulia Rigon, la 31enne originaria di Asiago, massacrata di botte dal compagno. 21 anni di reclusione per Enrique Cappellari, decisi in appello a Venezia, confermando la sentenza di primo grado della Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza, riconoscendo il 31enne come l'assassino della donna. La tragedia si era consumata la notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2021, nel camper dove viveva Cappellari, parcheggiato in una piazzola di via Capitelvecchio, una laterale interna della Valsugana a Bassano. L'uomo si era avventato con brutalità estrema sulla giovane, colpendola con calci, pugni, anche con un grosso anello dopo una lite. Un'aggressione talmente violenta che le provocò ferite mortali. Era stato proprio Cappellari a chiamare, qualche ora dopo il decesso di Giulia Rigon, i soccorsi, spacciando l'accaduto come la conseguenza di una caduta della giovane. Ma questa storia non aveva retto. Per Cappellari era scattato l'arresto, l'autopsia aveva mostrato un quadro drammatico che incastrava inequivocabilmente l'assassino di Giulia Rigon. Per lui il verdetto d'appello, quindi, dopo che la pubblica accusa ne aveva richiesto l'ergastolo, che ha confermato la condanna a 21 anni di carcere. Ha impressionato la dichiarazione ieri in aula in Consiglio regionale della consigliera Silvia Cestaro che riguardo a un osservatorio sulla violenza contro le donne ha detto: io so cosa vuol dire perché ho subito un'aggressione quando avevo 15 anni. Non è stato facile, ma era l'occasione per riuscire a scuotere un pochino anche le coscienze, per riuscire a dare forza alle donne che magari in questo momento sono indecise, sono dubbiose se parlare, sono spaventate soprattutto, e anche nel riuscire a far capire che forse tanti luoghi comuni non sono proprio corretti, no? Sfatare tutti quegli stereotipi che molto spesso ci circondano. Questo ha spinto la consigliera 52enne ex sindaco di Selva di Cadore Silvia Cestaro a raccontare davanti al Consiglio regionale, nel giorno dell'istituzione dell'Osservatorio contro la violenza sulle donne, la sua personale scioccante esperienza vissuta a 15 anni. È difficile dirlo, ma io questa cosa l'ho vissuta di persona quando ero una ragazza. Scusate. Quindi so cosa vuol dire la violenza. Lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino.
e ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti. Una confessione che ammutolisce l'aula e con uno scopo ben preciso, frutto di un'attenta riflessione. Quasi un atto dovuto, dice Cestaro, per chi ha paura o ancor peggio si sente in colpa nel subire violenza e non ha coraggio di denunciare, proprio come accadde a lei. Erano altri tempi, io avevo 15 anni, insomma era un periodo completamente diverso, era un periodo in cui tante cose erano considerate lecite, lo stesso reato di violenza sessuale non era come è gestito adesso e come con gli stessi tipi di condanna che abbiamo ora, ma anche il fatto di dover affrontare poi tutta quanta un mondo mediatico che non è sensibile come quello di adesso, cioè, non dimentichiamoci che la donna comunque veniva sempre colpevolizzata, non veniva quasi mai creduta. Le stesse forze dell'ordine hanno fatto un'evoluzione importantissima in questi anni proprio nell'approccio. Bisogna far cadere tutti quegli stereotipi che ci fanno pensare che l'orco sia lo sconosciuto, la persona non meglio identificata. Molto spesso invece è proprio chi ci sta vicino. C'è ancora strada da fare però, evidenzia Cestaro nel commentare la dichiarazione del collega Valdegamberi durante l'istituzione dell'osservatorio, definito roba che puzza di ideologia, mentre le colleghe abbandonavano l'aula. Dispiace che si banalizzi tutto, che si faccia tutto quanto al minimo comune denominatore. La violenza contro le donne c'è, va detto, va urlato a piena voce, per cui queste cose vanno dette, piaccia o non piaccia. Silvia Cestaro al microfono di Ilaria Marchiori, ne abbiamo parlato ieri sera ovviamente, sentiamo cosa ha detto tra gli altri ospiti Elena Cappellini in Consiglio Comunale a Padova con Fratelli d'Italia. Anche diciamo così orientamento in questo senso alla denuncia e anche alla richiesta di aiuto nei casi appunto nei quali una donna si possa trovare anche sola è il miglior consiglio evidentemente. Poi soprattutto se diciamo la testimonianza proviene anche da chi ricopre un ruolo istituzionale è sicuramente più forte e viva. Al di là del fatto ecco che ricordo che insomma credo anche visto gli ultimi episodi, anche le dichiarazioni del ministro Valditara che so che hanno creato scompiglio, vorrei ecco, anticipare anche il mio in realtà supporto, perché Valditara ha ragione quando dice che il patriarcato non c'entra, il patriarcato è defunto da mo', ma dobbiamo invece concentrarci come amministratori, come diciamo anche ripeto persone che ricoprono ruoli istituzionali rispetto ad altri orientamenti anche a livello psicologico, educativo e formativo che sono cambiati, si sono modificati nel tempo, hanno preso altre tendenze e sono causate da altri tipi di disturbi, perché se è vero che una volta magari le donne potevano essere diciamo anche picchiate o addirittura uccise più per un aspetto di proprietà della donna stessa o della moglie, oggigiorno in realtà è più un aspetto di immaturità narcisistica, laddove. Allora, questa era Elena Cappellini, consigliere comunale a Padova per Fratelli d'Italia. Intanto è tutto pronto a Bassano per la fiaccolata contro la violenza sulle donne che si terrà lunedì 25 novembre a Bassano e in altri 22 comuni. 23 comuni uniti per dire basta violenza contro le donne per il terzo anno consecutivo. Il 25 novembre in contemporanea alle 18:30 si terranno fiaccolate in tutti i territori coinvolti nel progetto. Oggi più che mai c'è bisogno di creare una fitta rete, perché le violenze sulle donne non sono più casi isolati di cronaca, sono l'espressione di una società che ancora oggi non vuole accettare l'uguaglianza dei diritti tra i due sessi. Nei 7 sportelli Spazio Donna del Bassanese in un anno si contano 161 donne vittime di violenza accolte. Di queste 21 hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, sono 10 in più rispetto al precedente anno. E il dato nazionale di una donna uccisa ogni 3 giorni nel nostro paese fa paura. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, molto si sta muovendo tra le persone. Con l'avvio nei giorni scorsi dell'associazione a lei intitolata si vuole prendere sempre più forza contro il fenomeno aberrante. Bisogna che cambiamo tutti e da soli in questa iniziativa
legislativo non si fa nulla, è per quello che siamo qua, 23 comuni tutti assieme, perché assieme riusciamo ad avere una voce comune per dire basta, adesso non ne possiamo più. Ed ecco l'importanza di un lavoro di squadra portato avanti dai comuni. È un fenomeno che ha a che fare con la disparità di genere e questo va evidenziato, sollevato, non dobbiamo mai stancarci di rimarcarlo. Anche la figura maschile, e gli uomini non sono tutti uguali, deve iniziare a responsabilizzarsi su questo tema e non è più pensabile perché diventa connivenza. Le politiche devono pensare a promuovere la condizione della donna, perché non dobbiamo dimenticarci che in Italia ancora una donna su 2 non lavora. E poi ci sentiamo da Roma, nello specifico dal ministro Valditara, dire che il patriarcato non esiste, è un'ideologia. Allora, è l'ennesima dimostrazione, penso che è un fatto culturale, che c'è ancora molto da lavorare. È stata firmata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, che prevede l'istituzione di un centro multidisciplinare per un approccio diverso alle vittime di violenza. La violenza rappresenta un grave problema di salute pubblica che nel mondo colpisce milioni di persone ogni anno, determinando decessi, lesioni e un impatto negativo sul sistema neurologico, vascolare, immunitario e altri sistemi biologici. La necessità di un nuovo approccio per la presa in carico delle persone oggetto di violenza che giungono all'osservazione sanitaria ha spinto l'azienda ospedale Università di Padova a istituire un centro per la diagnosi, la cura e la prevenzione delle violenze quale causa esterna di malattia. Stiamo riscontrando nei nostri pronto soccorso l'arrivo di persone che sono oggetto appunto di violenza. Sono persone che possono essere nella fase di età appunto del minore, dell'adulto, dell'anziano, quindi è un fenomeno che sta, come dire, aumentando e quindi dobbiamo essere pronti ad affrontarlo in tutti i suoi aspetti, sia per quanto riguarda appunto le fasi della vita in cui si manifesta la violenza, sia come si manifesta la violenza e sia dove si manifesta la violenza. Quindi vogliamo avere un centro, quindi un gruppo di professionisti esperti che possono affrontare queste tematiche nel miglior modo possibile. Il centro, che opererà attraverso specifici team multidisciplinari, ha come obiettivo primario la definizione di percorsi multidisciplinari personalizzati, la validazione di percorsi di formazione per il personale sanitario, l'individuazione di un programma di prevenzione primaria e secondaria, la promozione di un osservatorio per attività di studio e di ricerca. Quando uno subisce appunto la violenza, sicuramente poi un residuo, diciamo così, sanitario c'è sempre, insomma, no? Più o meno evidente, più o meno grave, più o meno duraturo nel tempo. Quindi dobbiamo affrontarla anche da questo punto di vista. Poi c'è chiaramente un aspetto sociale, ma questo non compete a noi e noi dobbiamo essere pronti, ed è questo che la delibera vuole essere, no? Vuole fare, essere pronti ad affrontare questi casi di violenza che appunto sono sempre più impegnativi. E aumentano anche nel Vicentino i reati e le denunce per quanto riguarda la violenza contro le donne. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Codice rosso. Sono i cosiddetti reati di genere. In Italia, dati Istat, nel 2023 il 93,3% degli omicidi è stato compiuto da uomini. Attenzione però, gli uomini soprattutto uccidono altri uomini nel 60% dei casi. Nel restante invece si accaniscono sulle donne e per quanto riguarda gli omicidi delle donne, nell'82% dei casi in Italia accadono all'interno delle mura familiari, cioè all'interno della coppia. Nel Vicentino oggi qua nel comando provinciale dei Carabinieri è stato fatto il punto ed emerge che i reati da codice rosso sono in aumento, sì, perché se nel 2021 erano 1007, nel 2022 sono stati 1075, nel 2023 1041, 897
in questo momento del 2024 e l'anno non è ancora terminato, per cui si prevede che si supereranno i dati del 2023. In aumento anche le denunce, se in tutto il 2023 erano state 673, in questo momento del 2024 sono già 662, a dimostrazione che probabilmente il trend è in crescita anche sulle denunce, quindi c'è più consapevolezza da parte delle vittime che denunciano nella maggior parte dei casi. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, il colonnello Giuseppe Moscati. Sì, è proprio questo, aumentano i reati denunciati, questa è la chiave da dare, nel senso che il dato va interpretato fortunatamente anche in maniera positiva, con una maggiore consapevolezza ovviamente della possibilità di denunciare, una maggiore consapevolezza a livello sociale, che anche i carabinieri per esempio sono preparati per assistervi. Gli arresti in flagranza di reato sono aumentati del 100% e questo indica che i responsabili vengono colti sul fatto. Assolutamente, questa cifra è indicativa, però ecco, dobbiamo sempre pensare a chi in questo momento ha ancora dentro di sé il dubbio se rivolgersi o meno ai carabinieri. La risposta è: trovate il coraggio, perché è l'unica chiave per mettere in moto la macchina della giustizia e per assistervi. Però è chiaro che questo è un cammino, un percorso che va fatto da tanti protagonisti. Penso sicuramente a una rete che oltre ai carabinieri e le forze di polizia vede la magistratura, le associazioni ovviamente contro la violenza, la sanità, ma deve partire anche dalla famiglia, dalle scuole, perché va infuso appunto il seme del rispetto, e questa è una svolta che deve essere capita dai giovani, che ovviamente rappresentano il futuro. Prezioso contributo dell'Arma dei Carabinieri. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello. Assolto l'assassino dell'agente Matteo De Menego, ucciso in questura a Trieste. La famiglia fa causa allo Stato. Licei, istituti tecnici, la classifica, ecco le migliori per l'università e il lavoro. E poi Cadorna aveva un amante, professore dell'università, deve risarcire il nipote del generale. Anche Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, è stato condannato per dichiarazioni su Cadorna. Striscia scopre un bazar in stazione, qui siamo a Verona, in vendita patenti, carte di identità e soldi falsi. L'aggressione al turista di cui vi abbiamo, l'aggressione al barista di cui abbiamo parlato all'inizio del notiziario, e poi un'inchiesta del Corriere del Veneto. La Lega sta morendo dal sindacato del Nord alla svolta di Vannacci, la base si interroga. Flop della Lega alle regionali, ora Giorgia Meloni vuole il Veneto, terzo mandato per Zaia più lontano, Diamanti, Lega più debole ma non in Veneto, la classe dirigente è radicata sul territorio, ultimo baluardo. Vediamo se la regia mi può mandare adesso una dichiarazione di Alberto Villanova, che proprio su questo presunto cedimento della Lega e soprattutto il fatto che Fratelli d'Italia stia rivendicando la presidenza della regione nel 2025 o nel 2026, quando si andrà a votare. Vediamo cosa ha detto il presidente dell'Intergruppo Lega, Lista Zaia. Manca ancora tanto tempo alle elezioni regionali, però vedo che più di qualcuno sta vendendo la pelle del leone prima di averlo preso. Qui in Veneto noi abbiamo la fortuna di avere il presidente più votato e più amato d'Italia, e si chiama Luca Zaia. A fianco a lui c'è la Liga Veneta, c'è la Lista Zaia, c'è una rete di amministratori che nessuno può vantare e c'è un partito pronto a portare avanti quella che è la sua eredità. Per la Liga Veneta la regione è la linea del Piave, per noi ha un valore simbolico e politico dal quale non possiamo prescindere, quindi faremo tutto il possibile per fare in modo che il buon amministrare di questi anni possa continuare nello stesso modo. Nuovi autovelox, qui siamo a Padova, sentiamo. 4 nuovi Velox sono in arrivo nell'Alta Padovana.
3 saranno nuovi di zecca, il quarto sarà un apparecchio di Villa del Conte che verrà spostato a San Giorgio delle Pertiche. I nuovi Velox arriveranno a Campodarsego, Loreggia e Massanzago. Lo sancisce una delibera della Giunta della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, dopo un lungo iter partito dal tira e molla fra i sindaci e coronato da una relazione tecnica della Polizia Locale dell'Unione. Al momento i Velox fissi nel territorio di competenza sono 6, 4 sulla 308, 2 a Villa del Conte, ma da qualche tempo i sindaci avevano incaricato la polizia locale di spostare uno di questi 2, che vengono ritenuti troppo ravvicinati dalle nuove normative e che erano entrati pure nel mirino di Fleximan a gennaio. A questo punto si è deciso di prendere uno degli apparecchi, per così dire, in più e di portarlo in un punto nero della viabilità di San Giorgio delle Pertiche sulla stessa strada. Le altre arterie interessate sono la 307 a Campo San Piero e Loreggia e via Marconi appunto a Massanzago. La faccenda andrà in porto in qualche mese e di certo non entro quest'anno, anzi si andrà quasi certamente alla seconda metà dell'anno prossimo, a meno di clamorose novità sull'assetto delle apparecchiature per il rilevamento della velocità, come potrebbe accadere nei palazzi romani nel 2025. E non servono gli autovelox per così fotografare chi entra in un sottopasso con l'auto. È successo a Treviso, nel sottopasso della stazione. Vediamo. Al volante di una Volvo, un SUV ha infilato il tunnel pedonale della stazione dei treni, quello che da San Zeno conduce ai binari, pensando probabilmente che portasse a un'uscita dal parcheggio dove aveva lasciato la macchina, e invece si è trovato di fronte i pendolari increduli, alcuni dei quali hanno avuto la prontezza di girare un breve video. Dell'episodio si sono occupati Polfer e polizia locale, più che paura a stupore generale e imbarazzo dell'anziano conducente, che si è preso anche qualche improperio per lo più benevolo. Manovra quasi inverosimile e ovviamente pericolosa, non c'è dubbio, anche se compiuta a velocità ridotta. C'è voluto qualche metro all'automobilista per rendersi conto dell'errore commesso. Alla prima curva del sottopassaggio, l'amara sorpresa, la folla di pendolari che avanzava. Al guidatore non è rimasto altro da fare che tentare una non facile retromarcia. Le immagini lasciano a bocca aperta, ma il fatto di per sé non sarebbe nuovo e pare capiti anche piuttosto di frequente che uscendo dal parcheggio sul retro qualche improvvido conducente imbocchi il tunnel riservato ai pedoni, salvo poi tentare di uscirne con i minori danni possibili. C'è stato un giro di vite per quanto riguarda il codice della strada, molto severe le sanzioni per chi soprattutto guida usando il cellulare oppure abusando di alcol o stupefacenti. Vediamo alcune delle misure in questa scheda. Anche se per loro resta il divieto nei primi 3 anni di usare vetture di grossa cilindrata. Cambia la disciplina degli autovelox. In caso di più violazioni nel corso di un'unica ora e nello stesso tratto stradale non viene applicato il cumulo delle singole sanzioni, ma si pagherà solo quella prevista per la violazione più grave, aumentata di 1/3. Per chi abbandona animali in strada invece scatta la revoca o la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Critiche sulle nuove norme le associazioni dei familiari delle vittime della strada, che chiedono un aumento delle zone a 30 km/h e lamentano la mancanza di interventi sui limiti di velocità. E queste erano alcune delle nuove misure del codice della strada. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché avremo ospite qui in studio il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, e parleremo ovviamente di autonomia. A tra poco. Avanti con l'autonomia nonostante i bastoni tra le ruote, abbiamo titolato, vediamo se compare il titolo, eccolo, ecco, con i bastoni tra le ruote, perché l'autonomia è ancora un po' nel guado, ma si va comunque avanti, e ne parliamo col professor Mario Bertolissi, costituzionalista. Professore, bentornato. Grazie dell'invito e buongiorno alle telespettatrici e telespettatori. Grazie molte. Allora,
Partiamo insomma dalla sentenza della consulta, ancora mi pare che non siano state viste le motivazioni. La consulta in pratica ha accolto in parte il ricorso di alcune regioni che l'autonomia non la vogliono. I giudici hanno ribadito che l'impianto della legge Calderoli è costituzionale, ma hanno eccepito su 7 punti. Ecco, professore, a che punto siamo? Quali sono le prospettive? Io penso che sia indispensabile, per inquadrare questo comunicato che anticipa la sentenza, premettere qualche considerazione circa il fatto che di per sé pendono 2 questioni. Allora, il giudizio di costituzionalità, il quale si sta avviando alla sua conclusione, e l'iniziativa referendaria, per la verità è duplice, che ha di mira l'abrogazione totale della legge oppure l'abrogazione di qualche sua parte. Perché dico è necessario considerarli entrambi? Perché è fuori discussione che questo è stato il primo problema che è stato affrontato dalla Corte. Perché se noi avessimo dovuto tener conto o fare le previsioni sulla base della tempistica, tra quando si fa il ricorso e quando viene fissata l'udienza, passa di solito almeno 6 mesi, quindi avremmo dovuto dire si discute della questione di costituzionalità della legge Calderoli dopo la vicenda referendaria, perché la stessa deve chiudersi grosso modo entro il 20 di febbraio col deposito della sentenza. Allora, il fatto che la Corte abbia deciso di andare velocissima nella risoluzione dei ricorsi presentati da 4 regioni, che sono per la precisione la Puglia, la Toscana, la Sardegna e la Campania, significa che la stessa ha voluto prendere in mano la situazione e la intende governare. Tra l'altro, perché si dice che la sentenza sarà verosimilmente depositata entro la metà del mese di dicembre? Perché entro la metà del mese di dicembre, per la verità entro il 15, l'ufficio centrale che è presso la Cassazione per il referendum deve depositare l'ordinanza definitiva con cui trasmette gli atti alla Corte Costituzionale perché la stessa giudichi sulla ammissibilità dei referendum. E qui sorge un problema. Perché? Perché c'è la sentenza la quale toglie di mezzo alcune disposizioni della legge Calderoli. Aggiungo ancora come termine che deve essere fissata l'udienza di discussione presso la Corte Costituzionale e di solito è subito dopo la metà di gennaio. La deliberazione deve avvenire in Camera di Consiglio entro il 20, ricordo i termini solo perché sono molto stringenti, di solito no, si va alle calende, e poi la sentenza deve essere depositata entro il 10 di febbraio. Allora vedete che c'è uno scorrimento molto ravvicinato e c'è un condizionamento reciproco molto importante. Perché c'è questo condizionamento reciproco? Perché dipende le sorti del referendum, oltre che valutabili in sé per sé, sulla base della griglia che c'è, che riguarda le condizioni di ammissibilità. Supponiamo che si tratti, abbia ad oggetto leggi tributarie di bilancio, è inammissibile perché lo stabilisce l'articolo 75, secondo comma della Costituzione, la Corte dice è inammissibile. Ma qui invece le questioni si pongono sotto alto profilo, e cioè il referendum è condizionato dalla sentenza che fa la Corte. Allora, direttore, dovrebbero capire facilmente anche i telespettatori. Se la Corte avesse rigettato, cioè le regioni fanno i ricorsi, dicono la legge Calderoli è incostituzionale, la Corte dice no, resta la legge e se non ci sono altri problemi la medesima viene valutata ai fini del referendum e può essere dichiarata ammissibile perché c'è, non per ragioni estranee. La Corte avrebbe potuto, come io in chiusura dell'udienza avevo anche buttato lì, fare una sentenza, si chiama così, interpretativa di rigetto. Spiego. La legge resta lì,
Solo che la Corte Costituzionale dice non si interpreta come la interpretate voi, 4 regioni che avete fatto i ricorsi, ma si interpreta come vi dico io. Però il risultato è che la legge resta lì e quindi può essere sottoposta, va bene, al referendum. Cos'è che ha fatto la Corte? La Corte non ha fatto né l'una né l'altra cosa, ma ha deciso di dichiarare l'illegittimità costituzionale di parte della legge Calderoli, in particolare sotto 7 punti. È chiaro che qui diventa caldo il seguente problema. Dopo la sentenza della Corte sarà possibile ancora espletare il referendum oppure la stessa, avendo inciso su profili essenziali, anzi si dice di solito sui principi ispiratori e sui contenuti normativi essenziali. Ecco, se questi 7 profili che sono accolti e che comportano declaratoria di incostituzionalità hanno questa caratteristica, cioè attengono ai principi ispiratori, è chiaro che il referendum non si fa. E a questo punto sarebbe il primo cortocircuito di fronte al quale ci si viene a trovare, per cui la sentenza della Corte all'apparenza abilita toni trionfalistici, perché in realtà il rinculo del cannone, ecco, è quello che ti priva del, diciamo così, dell'iniziativa più importante. Quindi sarebbe un boomerang per gli abrogazionisti, in sostanza, no? Questo è dal punto di vista, faccia conto che io il chirurgo in sala operatoria, dove non ci si deve far prendere dall'agitazione, dalle passioni, semplicemente guardo per quello che c'è. Dico soltanto che le cose al momento stanno in questi termini. Molto chiaro, professore. Ecco, lei poi proceda pure con quella che quando interviene il professor Bertolissi è una lezione da ascoltare e da prendere nota, come si fa nelle aule di università. Questi 7 punti, è la domanda che molti si pongono, giudicati illegittimi da parte della Corte, sono a questo punto modificabili dal Parlamento? Cioè... Sì, giustamente lei mi richiama al contenuto dell'ordinanza. Dico a me stesso, prima di tutto, bisogna avere poi tra le mani la sentenza, perché qui si è dato un condensato, no? Diciamo, ci hanno fatto il prospetto delle conclusioni, però dopo quello che conta è la motivazione, perché in quella sentenza lì dovranno essere affrontati dalla Corte un sacco di problemi, compresi quelli che riguardano l'inammissibilità dei ricorsi, e ragioni per dichiarare l'inammissibilità ce ne erano tante, perché è dura sostenere che la legge Calderoli, che è una legge di principi, che non modifica il quadro né delle competenze né delle risorse di nessuna regione, incide sulle prerogative regionali. Dopo, sapete, con carta e penna si può dire e sostenere qualunque cosa, però ecco, questo è comunque un problema. Ma proprio perché la Corte ha cercato, ha dovuto superare questo genere di obiezioni, io richiamo l'attenzione su quello che ho detto prima. Molto probabilmente vorrà disinnescare il referendum, perché il referendum effettivamente aprirebbe una fase di competizione non di poco conto, perché guardate, sottostante a chi è per l'autonomia, o comunque bene, male, ecco, e chi è contro, ci sono 2 differenti visioni del mondo. Oggi l'Osservatorio Nord-Est, se ne è occupato qualcuno, dice che gli amministrati delle regioni del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia sono soddisfatti di chi li amministra. Non è facile che questo accada se si girano e si guardano le situazioni delle varie regioni. E dico anche che a Roma di tutto ci si occupa fuorché di questo. È fuori discussione, non arrivano questo tipo di messaggi. Allora qui, ecco, l'ordinanza, perché per dire di questi 7 punti, accenno anche, la Corte fa delle brevi premesse e richiama principi che sono principi che tutti conosciamo. Io quando li leggo mi sento un poco disperato, perché è la solita roba, e cioè l'unità, la solidarietà, l'eguaglianza, la garanzia dei diritti. Mi sono iscritto all'università nel 1968, sono 50 non so quanti anni che mi trovo in mezzo a queste cose, io sento solo ripetere queste parole,
Perché se fosse vero che in mezzo secolo si è fatto qualcosa, no? Certo. E il 76, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non ci troveremmo di fronte ai tanti problemi che invece il Paese ha e alle sperequazioni cui si vorrebbe porre rimedio. Ma io mi faccio la domanda, di quanto tempo abbiamo ancora bisogno? Moltiplichiamo di 10, 76, 760 anni? Sono pochi? Perché anche se viviamo a lungo adesso, cioè, la nostra età non riuscirà mai a intercettare una risposta che sia degna di questo nome. E dopo la funzione del bene comune, la sussidiarietà, insomma, lo sapete anche voi. Ecco, la sussidiarietà, vogliamo spiegare cosa vuol dire sussidiarietà? Ecco, la sussidiarietà significa, è di carattere, adesso come si dice, verticale e orizzontale. Allora, è verticale quello che riguarda il rapporto fra le varie comunità, e in specie le comunità territoriali. Allora saliamo dal comune, una volta c'era anche la provincia, alla regione, allo Stato. Allora si dice le competenze si devono distribuire in modo tale che le eserciti il livello di governo che è maggiormente in grado di esercitarle, e quello più vicino se si tratta di provvedere, no? Pensate al comune, per poi arrivare anche allo Stato. Il principio dovrebbe essere questo: se quello che è più in basso, l'unità di base, non ce la fa, chiedi aiuto a quello che sta sopra. Invece da noi la sussidiarietà è stata applicata al contrario, cioè è lo Stato che dice vai in parte tu che non sai fare, che ci penso io. Dopo tutti vedete come vanno le cose, perché accenno, l'ho scritto 1 miliardo di volte, qui il problema non è che non funzionano gli enti locali, anzi i comuni sono il tessuto connettivo del sistema paese, sono quelli che tengono botta dappertutto. Ecco, ma dicevo, dov'è che noi falliamo? Falliamo perché è lo Stato che non è uno Stato in grado di gestire le competenze che tra l'altro rivendica per sé. Volete un esempio? Perché non abbiamo medici? Perché non abbiamo medici? Perché? Non ce li abbiamo perché hanno sbagliato tutto. Gestito la sanità. No, ecco, ma voi sentite per caso, vengono mai indicati nomi, cognomi, ministeri, responsabili? No, pare che sia stato Gesù Cristo in croce per di più prima di ispirare, ecco, ad aver inciso su questa situazione. E guardate che siamo in condizioni veramente tragiche. È meglio, anzi, va bene, poi ci sono sempre gli ultimi quelli che ci rimettono, no? Certo. Come sappiamo. Certo. Bene, allora dicevo, richiama questi principi, ecco, che tutti conosciamo a memoria, ma non basta richiamarli perché si realizzino. Ecco qual è la mia sottolineatura. Dopodiché la Corte dice: dichiaro l'incostituzionalità di alcune disposizioni che verranno indicate, perché qui non sono indicate, ma riguardano talune. Allora, la legge Calderoli dice che possono essere trasferite materie o blocchi di materie. Le regioni ricorrenti dicono non si possono trasferire materie o blocchi di materie perché altrimenti si spoglia lo Stato delle sue funzioni. Ma se lo Stato non ha mai mollato nulla, ma di cosa stiamo parlando? No, avevamo dedotto e controdedotto nella storia del sistema paese che in realtà doveva intendersi materie o blocchi di materie, sono le materie indicate in Costituzione. È evidente che dopo si apre, come c'è stato il negoziato, la trattativa tra centro e periferia, e sperare in Dio di portarsi a casa qualche cosa, perché voi pensate se i ministeri mollano, non la politica, i ministri, gli apparati ministeriali. Nella storia del nostro paese la loro resistenza è stata invincibile. Ecco perché questo è già un primo presupposto surreale. Ipotizzate che possa accadere una cosa che non accadrà mai. Ma comunque, poi di che cosa? Si occupa in modo molto diffuso dei livelli essenziali delle prestazioni. I famosi LEP. I famosi LEP. Allora, caro direttore, i famosi livelli essenziali delle prestazioni sono stati introdotti come edizione nel 2001 con la famosa legge costituzionale numero 3, che i primi a condannare sono coloro che l'hanno voluta. Dobbiamo anche notare questi profili. Ecco. Ma che cosa? Ci sono termini di riferimento esistenti in altri ordinamenti costituzionali? No. Perché? Nella Costituzione tedesco federale, in quella spagnola, ad esempio, si fa riferimento a uguali condizioni di vita. Viene tutelata la dignità della persona attraverso quelli che dopo abbiamo denominato livelli essenziali, prendendoli a prestito dal campo della sanità,
perché lì invece che ci sono evidentemente prestazioni, servizi e si può anche parlare, diciamo usare questo linguaggio. Ma quindi dal 2001. Ma il principio costituzionale di eguaglianza, che è quello che fonda questa stessa disposizione, è in vigore dal 1 gennaio 1948. Allora io faccio la domanda, e scusate, dal 1948 al 2001 cosa abbiamo? Ci siamo girati i pollici? Lo dicevano già alla Costituente, dei lavori preparatori della Costituente, era scritto chiarissimamente. Notate che i 20 anni di dittatura non avevano posto rimedio alle diseguaglianze tra le varie parti del territorio. Dico questo perché è una situazione grave. È così perché è lo specchio, è il riflesso di vicende storico-politiche, di contesti che hanno la loro rilevanza dal punto di vista culturale, sociale. Vi faccio un esempio. Viene il terremoto. In Friuli si ricostruisce, è scritto sui libri di storia, in Irpinia un pressappoco, a parità di risorse. Chi ha fatto i conti ripeto, sui libri ormai di storia contemporanea, da che cosa dipende? Dipende evidentemente dalla capacità amministrativa, dalla classe dirigente, dipende dal fatto, e non c'è neanche un problema di contestazione dello Stato, perché Zamberletti è un mito in Friuli e rappresentava il governo, non rappresentava l'autonomia. Il problema è riuscire a collaborare perché ci si intende. Allora ci sono i livelli essenziali. Ecco, osservo questo. In questo caso la Corte dice no, non si può, la procedura che è stata prevista e soprattutto le modalità di determinazione e approvazione non vanno bene perché deve intervenire il Parlamento. Dato che me ne sono occupato all'interno della Commissione Cassese, e cioè sono andato in sala operatoria, è una sfida quella, tra l'altro, di stabilire principi e criteri direttivi, perché dice anche la delega fatta al governo non contiene principi e criteri direttivi di sostanza, in fondo il governo è libero di muovere le mani. Ma abbiamo notato nell'atto, negli atti difensivi, che qui la questione è evidentemente tecnica. E l'arbitrio del governo è limitato per ragioni strutturali, cioè tu dovrai fare riferimento all'apporto dei tecnici, i quali ti diranno come si può eventualmente determinare una regola che possa avere quell'effetto riequilibrante all'interno del sistema paese. E per cui sarà un'operazione ai limiti dell'impossibile, o il principio criterio direttivo sarà genericissimo, oppure se specifico varrà per una materia e non varrà per altre. Allora, però, ecco cosa intendo dire. Torno sempre al punto, la Corte ha voluto dichiarare l'incostituzionalità, cioè creare dei buchi. Sì. E i discorsi adesso riguardano anche l'adozione, che ne so, di un decreto interministeriali, sono cose che al cittadino interessano fino a un certo punto. Sì. Quando io dico bisogna che sia il Parlamento a farlo, ecco, va bene. Però, lo dico a chi mi sta ascoltando, si dice questo comunicato e dopo nella sentenza rilancerà la centralità del Parlamento. Guardate che sono decenni che il Parlamento non è che è stato messo all'angolo, si è messo all'angolo, perché se vuole esercitare le sue prerogative non c'è problema, mette in crisi il governo quando vuole. In realtà vota senza neanche sapere quali sono i provvedimenti. Pensate alle finanziarie di fine anno. Allora io mi auguro che questa presa di posizione serva, altrimenti è un canto del cigno. Oppure, torniamo sempre lì, serve a dichiarare l'illegittimità costituzionale per creare un buco in funzione di quello che vi ho detto prima. La legge Calderoli è bucata, è sonoramente bucata, e allora non c'è spazio più per il referendum abrogativo perché sono venute meno le caratteristiche che ho detto. Aggiungo solo un'ultima cosa. Ci sono questioni di regioni speciali, ma comunque dopo sono dei dettagli. Il punto, le questioni centrali sono queste. Dopodiché la Corte, in un'ultima parte, dice sì, no, queste disposizioni non sono incostituzionali, ma vi dico io come si debbono interpretare. E sarebbe quell'interpretativa di rigetto di cui avevo detto prima. Però quello che conta è che, secondo il mio modesto punto di vista, poi vedremo, ha fatto una scelta di campo che non mi spiegherei diversamente. Il Parlamento è chiamato adesso espressamente a sostituire
le disposizioni che sono state dichiarate incostituzionali e tenendo conto di quello che si leggerà nella sentenza, e probabilmente la risposta puntuale ci sarà in quel testo. Professore, ci torniamo tra 2 minuti perché dobbiamo dare la pubblicità. State con noi, abbiamo qui in studio il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, stiamo parlando di autonomia. Tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta Focus TG con il professor Mario Bertolissi, costituzionalista. Abbiamo parlato già di quanto è accaduto con la sentenza della Corte Costituzionale. Titolo avanti con l'autonomia nonostante i bastoni tra le ruote. Ecco, professore, se diciamo la dichiarazione di incostituzionalità dovesse colpire proprio i LEP, che cosa accadrebbe? Ecco, io dico la verità che sono sbalordito. È un termine che mi ritrovo spesso in questi giorni tra le mani. Perché sono sbalordito? Perché la Corte Costituzionale, in numerosissime sentenze, oserei dire che ha scongiurato lo Stato di approvare i livelli essenziali delle prestazioni. Ho accennato prima che è un'operazione difficilissima, comunque sia. Lo ha fatto 1000 volte. Tenete presente che sono stati stabiliti, per quel che riguarda la sanità e sono i livelli essenziali di assistenza, a partire dal 2001 e poi anche aggiornati sotto vari profili, ma lo dico per i telespettatori, non hanno rimediato a niente, perché il turismo sanitario imperversa, il che significa che anche una volta fatti abbiamo una prova che non cambia nulla. E sapete perché non cambia nulla? Non cambia nulla perché entra in gioco, oggi si usa di solito l'espressione, la capacità amministrativa, cioè il fatto di essere capaci o non capaci di amministrare, di gestire bene o di gestire male le risorse. Quindi il punto vero è questo. Quindi fino a quando tu approvi tutto questo, resta sulla carta e non si traduce in realtà. Ma comunque stiamo fermi alla questione di principio. Calderoli, ecco, per semplificare, mette in moto il meccanismo. È la prima volta. E in artiglieria si fanno i tiri di aggiustamento, non è che tu puoi pensare di colpire l'obiettivo. Quindi è evidente che sarà perfettibile, che avrà 1000 difetti, ma cominciamo a fare qualche cosa, perché il risultato finale è che coloro che impugnano, che sono quelli che lo fanno in nome dell'eguaglianza, del bene comune, della solidarietà, sono quelli che chiedono appena parte l'operazione LEP di affossarla, il che significa che non si faranno mai. Accetto, oppure posso dire anche così, direttore, in trattativa col Padre Eterno dico, senti, tu mi chiami quando saranno fatti i LEP. Respinge la mia domanda perché dice, tu vuoi diventare immortale. Immortale sono solo io. Capisce il punto qual è? Certo. Quindi è un suicidio, dal mio modesto punto di vista e salvo verifiche. Certo. Ecco, professore, intanto grazie veramente per averci nuovamente aggiornato e chiarito quella che è una situazione molto particolare, anzi direi piuttosto incomprensibile anche al comune cittadino che si sente dire l'autonomia serve ad aiutare non solo il nord ma tutto il paese, e il cittadino poi vede questi cavalli di Frisia, gli ostacoli, i bastoni tra le ruote e si chiede come mai. E si chiederanno anche i veneti, in particolare, che hanno votato 7 anni fa per l'autonomia, 22 ottobre del 17, a questo punto quanto tempo potrà occorrere tecnicamente? Insomma, si può fare una previsione sui tempi? Ma guardi, qui dobbiamo intenderci, lei documenta sistematicamente da anni e anni questa vicenda. È chiaro che ci sono contrapposizioni di carattere ideologico. Quando di mezzo sono questi profili e non si riesce a trovare un punto più elevato di sintesi, rimane un corpo a corpo, per cui qualunque cosa uno faccia non va mai bene, vale per gli uni, vale per gli altri. Pensi che quello che la Corte dice e quello che abbiamo sostenuto è sul sito dell'intelligenza artificiale.
Se andate a vedere le regioni, ad esempio Veneto, Piemonte, Campania, Sardegna, Puglia e Toscana, troverete che non c'è nessun pericolo per la Repubblica. E invece il presupposto dei ricorsi è il pericolo della Repubblica. Ecco perché allora, alla domanda rispondo così. Aspettiamo che, dunque, ovvio la decisione della Corte. Se la Corte appunto ci spiega, cioè ci dirà quali sono le disposizioni che cadono, a quel punto, tra l'altro immediatamente l'Ufficio Centrale per il Referendum valuterà l'impatto, e se l'incidenza è quella che dicevo prima, è forte, essenziale, modifica i termini della questione, dirà che il referendum non deve avere luogo. Molto probabilmente, anzi dopo aver sentito i comitati promotori. Se insiste e dovesse concludere in questo modo, interrompendo la procedura, il comitato dei promotori solverà conflitto di attribuzioni e si andrà davanti alla Corte Costituzionale, la quale a sua volta deciderà se procedere oppure no. Nell'ipotesi in cui il referendum si bloccasse, il Parlamento può mettersi subito all'opera sulla base della sentenza della Corte e introdurre le modifiche che la Corte ha suggerito. Rimane sempre salvo che quella legge dopo potrà essere impugnata, ma io credo che lo possano fare speditamente. Se dopo uno anche mi chiede, ma la regione, dato che la Corte Costituzionale dice ciascuna regione deve rendere palese le ragioni, deve giustificare, via discorrendo, io lo dico che non c'è problema. Per la Regione del Veneto, perché si è sempre interessata alle carte in regola e, come dicevo prima, per il finale l'Osservatorio Nord-Est ha certificato, insomma, quantomeno, che anche se siamo di fronte sempre a imperfezioni e magari gravissime nei confronti di un ottimale, la media dei cittadini si ritrova nell'amministrazione e quindi si può procedere. Ma, l'ultima delle parole, quel che conta in questa vicenda, e vale per quelli che verranno, è lo spirito che ha animato queste richieste, perché nessuno deve dimenticarsi, e Roma queste cose non le capisce, che al voto hanno detto sì, non gli affiliati ad una forza politica, ma il sì è stato trasversale, quindi corrisponde ad una cultura. E la cultura che c'è da queste parti, che risente di Venezia, più che millenaria, della presenza austriaca e del multiculturalismo, via discorrendo, eccetera, non è esportabile, e quindi dobbiamo capire che parliamo linguaggi diversi. L'autonomia è una condizione strutturale che attiene al modo di pensare, di ragionare e porsi di fronte a sé la collettività. Perché il non accettare la sporcizia nella città è il riflesso di una educazione che ti viene data per tradizione. Perché uno dice non sporca? Non devi, sporca magari a casa, ma non sporcare per strada, perché la strada è di tutti. Se invece si applica il principio opposto, a casa mia, no, non faccio un nome, no, andate dei Re Giusto, ci sono palazzi strepitosi, fuori scorre la cloaca. Sono due mondi completamente diversi. Professore, grazie infinite, veramente grazie infinite. Vorrei dire solo per concludere che finora si sente dire che questo è un paese pieno di difetti, pieno di guai, pieno di problemi che non sono attribuibili all'autonomia che non c'è mai stata, ma al centralismo di uno Stato indifferente e cinico che i veneti quel giorno volevano cambiare. Professore, grazie molte, grazie per essere stato con noi. Grazie a Mattia Pizzaia, Francesca Pezzo in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.